Meneghello definiva la lingua italiana il fiorentino, no? Ma non dimentichiamo che anche Goldoni scriveva in fiorentino, insomma la lingua italiana, solo la Lega non lo sa, ma la lingua italiana esiste dal 1200, insomma, quindi è bene che si aggiornino. E a proposito, voi 7 Gold qua, li fate ancora i spogliarelli, quelli là, cin cin, cin cin? No. E sono passati, che bei anni, che si vedeva le tette su Italia 7 Gold, Dio buono, adesso vedete Balasso, pensa che caduta che avete fatto. Oppure vedono il calcio, di solito insomma 7 Gold si guarda molto per il calcio. Sì, che non si guarda il calcio, che è un'altra roba, che si dice che si guarda il calcio, si guarda quelli che parlano del calcio. Pensa se si può essere più malati di così, passare la domenica a guardare gente che guarda la partita, bisogna essere messi male, forte, uscite, andate allo stadio, guardate la partita, no, andate al campo sportivo. Io ricordo quando stavo a Contarina, lei sa che esisteva un paese che si chiama Contarina, adesso non esiste più perché hanno accorpato i comuni e si chiama Portoviro. Ma quanti abitanti faceva Contarina? Moltissimi, e c'era la squadra, purtroppo la squadra locale era rossonera, un colore che io aborro, però andavo a vedere la squadra locale, facevo il tifo per il Contarina. Quante volte l'arbitro ha dovuto abbandonare lo stadio sulla camionetta dei carabinieri? Erano insomma, come dire, un pubblico che era vivo, vivace, insomma, e gli arbitri lo sapevano bene. Ma forse lo sanno anche adesso, solo che adesso magari chiamano i giornalisti e fanno casino, no? Sì, è vero, i giornalisti fanno casino, ma questo perché leggono solo i comunicati stampa. Ora invece torniamo sul pezzo e parliamo del futuro di Ongaro, perché è una cosa che a me preoccupa molto, perché lui ha avuto... Ma perché lo vede instabile? Lei ha fatto Ho fatto la battuta. Ha fatto un giuoco di parole molto interessante. No, io Ongaro lo vedo nazionale innanzitutto, però no, mi preoccupa il suo futuro perché ha scelto insomma un autore dirompente, un autore che rompe molto e quindi insomma esordire allo Stabile del Veneto con drammaturgia contemporanea dove ci sono molte parolacce, quindi vi invito a venire e mandate anche i vostri bambini che impareranno molte parole nuove grazie alla Cattivissima.